Quindi abbiamo fatto ascoltare i Gabriele Voltaire, Nicola, quindi il culto poi dopo il disco, avendo ascoltato, come continuava a chiusura? Diciamo che poi... Te lo ripulivi, insomma, lo ripulivi, diciamo, dalla polvere, un po' maniacale. Eh. Lo mettevo nel fodero. Sempre attenta a non graffiarlo. A non graffiarlo. Lo inserivo nella copertina, cioè nel labbro. Descrivici un po' il brano che hai fatto ascoltare. Sì, questo lo comprai periodo 82, insomma, quando stavo ancora dove abitavo prima. Questo io già seguivo delle recensioni. Questo si può dire che loro fanno parte di quella corrente che dicevo prima dell'Industrial, che iniziò con i Trombin Cristo, che però erano molto più radicali, mentre i Cabaret Voltaire già mischiavano un po' di elettronica, un po' ipnotica, un po' meno umoristica rispetto ai Trombin Cristo che hanno iniziato il genere. E i Cabaret Voltaire poi in un secondo momento si sono un po' più aperti verso, sono stati fondamentali per altri gruppi che sono usciti dopo negli anni 90 anche, tipo, che ne so, gruppi tipo EBM o l'elettronica un po' più ritmata, sì. Sì. Mentre questi album, i primi album, erano proprio fondamentali proprio per quel tipo di new wave elettronica un po' fatta con strumenti un po' particolari, tipo nastri preregistrati, loop costruiti, filtrati attraverso sintetizzatori. All'epoca poi Johnny Rotten fece un cambiamento, Johnny Rotten dei Sex Pistols, cioè sciolse il gruppo e fondò un gruppo che si chiama Public Image Limited, che lui proprio si voleva proprio allontanare proprio dalla forma rock e voleva intraprendere un discorso sperimentale. Infatti Second Edition, che è il loro secondo album, mischiava anche sonorità dub con brani anche ritmati, però e mischiava anche noise, voce malata, insomma era Public Image. Poi sono stati un gruppo poi seminale, i PIL, non meglio conosciuti come i PIL, di John Lydon. I PIL, e John Lydon era un personaggio particolare. Johnny Rotten era il nome d'arte quando era nei Sex Pistols, e poi si lo trasformò in John Lydon, che è tuttora comunque suona. E lui anche nei concerti certe volte lui si metteva di spalle di fronte al pubblico, proprio perché lui voleva proprio non avere l'immagine più assoluto. Diciamo che non voleva proprio avere a che fare proprio col mondo proprio del rock, cioè voleva proprio fare un salto verso proprio la non immagine, ecco perché Public Image Limited. Infatti, prima avevi detto anche che i Cabaret Voltaire avevano qualcosa di ipnotico. Sì. Mi ricordo di ipnotico c'erano anche i Cocteau Twins o i Thompson Twins, una band che era ipnotici. Esatto, i Cocteau Twins, quello è un altro genere che poi subentrò dopo il post-punk. C'era la 4D che i primi anni 80, sì, diciamo, era l'etichetta dei Bauhaus pure, e in realtà poi la 4D diciamo che mise sotto contratto questi nuovi gruppi tipo i Cocteau Twins, Dead Can Dance, che erano orientati verso sonorità un po' più eteree, infatti loro possono dire che hanno anticipato i Cocteau Twins il dream pop, sonorità molto sempre legati. Mi sono dimenticato di accennare Siouxsie and the Banshees, che è un gruppo dark per eccellenza, e questi gruppi tipo Cocteau Twins prendevano un po' da Siouxsie, però facevano un discorso molto più etereo, molto più con sonorità esoteriche, molto chitarre sognanti filtrate attraverso il sintetizzatore. E poi i Dead Can Dance, che erano australiani, sono stati uno dei gruppi fondamentali. Quindi diciamo, riepilogando un po' le band che hanno caratterizzato il post-punk, facciamo una carrellata veloce, band che hanno iniziato col post-punk per arrivare poi alla new wave e arrivare all'elettronica. Le band più significative, anche parliamo
citando anche qualche band commerciale, magari qualcosa la ricordi tu, qualcosa ricordi E anche io? negli anni 80 poi si sviluppò tutti le vari generi anche commerciali, tipo il technopop, tipo Citiamo un po' di la band, dance. qualche band ecco, conosciuta, parlando del post-punk, come abbiamo detto prima, i Joy Division, i Sux and Benji. Per esempio i primi U2, per esempio, loro i primi album, October, quindi gli U2, i Sux and Benji. Sux and Banshees, Wire, Joy Division, Nico and the Bunnymen che mischiavano anche la psichedelia. Poi arrivando poi alla New Wave che c'era più? C'erano i Magazine, c'erano Gli Ultravox, diciamo post John Fox con Mijur. Un'altra band che poi il cantante andò, che iniziò la carriera da solista, non mi ricordo il nome, vabbè, poi ci verrà. Quindi poi ce n'erano molti, poi si arrivò anche a c'erano i Sound, per esempio, Simple Minds, c'erano i Simple Minds che stavano. I Simple Minds, per esempio, è stato uno dei miei gruppi preferiti di quel periodo, perché presi New Gold Dream, che è il loro album fondamentale. Vale la pena citare Simple Minds. E poi però loro venivano da un periodo anche di album sperimentali, i primi album. Io sapevo che anche il cantante dei Cure, ci sono stati il periodo dark della trilogia, quindi che ho accennato un po' all'inizio. Sapevo che il cantante dei Cure suonava anche con i Suxi in tournée, e anche in un album di Suxi sono Robert Smith, insomma, suonava poi ci sono avuti anche il periodo New Wave con gli Smiths, poi mischiavano un po' il rockabilly con la New Wave, gli Smiths, e poi queste miscelanze un po' c'erano i Rem americani, che all'inizio facevano musica un po' più commerciale, poi i Mission, che erano una deriva dei System Mercy, che era un altro gruppo d'arte di quel periodo. Perché è importante ce ne sono parecchi, capito? Ecco perché prima ti ho detto, ce ne sono talmente tanti, comunque è bello citare. Infatti questo libro che hai presi, c'erano gli Adam e the Ants, per esempio. Tu sfogliando parla, di qualche nome, c'erano per esempio un altro gruppo sperimentale, i Clock DVA, c'erano i Modern English, per esempio. Una bella carrellata, ma proprio, vabbè, poi ho citato prima i Japan di David Sylvian, poi non so, c'erano in Germania, poi nacquero gli Esterzund di Neubade, che era un gruppo in esatto, che di Blixabal, Nick Neve e Bad Seeds, che erano australiani, che poi stiamo facendo la risposta. C'erano i Fall, per esempio. Differenza tra musica e poi passare anche alla musica italiana, l'importanza del disco e dell'ascolto all'epoca rispetto alla nuova generazione, quindi quali sono le differenze dell'epoca e di adesso? Qualcosa già l'ho accennato all'inizio della trasmissione, perché come dicevo all'inizio della trasmissione, prima il vinile era importante perché non c'era il supporto del CD, non c'era la tecnologia che poi man mano è andata avanti fino a internet, perché poi internet è stato, si può dire, la rivoluzione totale, l'appiattimento della musica, forse sì, la vendita della musica in generale. In un certo senso sì, la musica, il cinema è andato poi, perché io premetto che per me la musica era legata anche al cinema, cioè mi spiego meglio, cioè in quel periodo che io ascoltavo questi generi anche underground, vedevo anche, lo collegavo anche al cinema, perché secondo me il cinema è un'altra forma d'arte, che poi ne parleremo, qualche puntata poi l'accenneremo, insomma. E come dicevo prima, c'era solo il supporto del vinile, quindi quando si entrava in un negozio di dischi e si sceglieva, c'erano solo le riviste musicali che parlavano del disco, però in maniera soggettiva, cioè c'era il critico che parlava del disco, mentre tu entravi nel negozio, prendevi il disco, neanche stavano alcuni che te lo facevano ascoltare, altri invece no. Certo. Quindi lo prendevi, certe volte lo prendevi a scatola chiusa, venivi a casa, sentivi, ti dava quell'emozione che irripetibile ai tempi ogni cosa perché con internet soprattutto,
Poi c'è stato, vabbè, il CD, poi c'è stato un miglioramento anche del suono e tutto il resto, perché il CD poi eliminava il fruscio del vinile, anche se poi perdevi la magia in un certo senso. Si perdeva il calore del disco, il calore del suono, dei bassi. Del suono, perché non si sente anche la puntina che poi oggi c'era tra i vari solchi del vinile, cioè si sentiva cioè diciamo, anche quando si registravano le cassette. Ricorda Antonio quante cassette abbiamo registrato? Abbiamo registrato un casino di cassette, ti posso far vedere qui dentro, mi sono rimaste alcune cassette, cioè che ho. Vedi un po', queste sono una delle poche, perché c'erano altre. C'erano su uno scatolone che c'ho parecchie cassette ancora. Quindi quante cassette ne abbiamo registrate? abbiamo gli scatoloni delle scarpe, insomma. Poi per dire che la cassetta, poi dal punto di vista come suono e come tutto, era molto migliore rispetto all'MP3 di certo, perché comunque perché il suono era il suono analogico, sì, il disco, il vinile, la cassetta, il suono sì, analogico, sì. L'MP3, c'è il CD e l'MP3 poi hanno il suono digitale, esatto. Quindi si vanno a togliere un po' i bassi, il calore, esatto, il suono. Il calore del suono. E come la differenza tra due chitarre, tra una Gibson Les Paul e una esatto, tu che sei musicista, insomma c'è la differenza tra una chitarra e l'altra, quindi proprio per i suoni, per il calore del suono. Sì, soprattutto poi tu che sei musicista, tra l'altro, cioè, lo riesci a capire. Sì, insomma il calore, la corposità del suono non si può avere con l'MP3. Mentre adesso i ragazzi di oggi non possono più, a meno che non stanno quelli che avevano i genitori, che avevano già i vinili in casa. Ma proprio il discorso, la differenza è che prima non si conosceva quello che si acquistavano, perché non leggevi la recensione. No, assolutamente. Questo disco quest'altro, però tu non sentivi. Adesso una persona mi di comprare un CD, va su internet, si informa, anche questo mi piace, me lo compro originale. Esatto. Prima lo compravi, se non ti piaceva te lo rivendevi, oppure se potevi fare il cambio con il negoziante. Quindi i tempi chiaramente sono cambiati, magari viva l'elettronica, viva la tecnologia, viva internet, però per alcune cose ci siamo molto fedeli allo stile alcune sensazioni. Sì. Poi tu tieni presente che prima c'era l'amplificatore, c'era questo po' di strumentazione, c'era il lettore CD, adesso le casse, insomma adesso in qualcosa di tascabile abbiamo tutto quello che Nicola ha il masterizzatore audio addirittura, certo. Quindi questo è come se fosse un piccolo studio di registrazione. Il computer si può dire che fa una sintesi, una specie di sintesi, che però è freddo, capito? È freddo. Perché tu vai sul computer, vai su YouTube, metti il brano, 2 secondi, voglio cercare quello. Da un lato è magico, devo dire perché scopri delle cose perché internet in un certo senso è magico, perché è come se tu ti tuffi nel tuo inconscio in tempo reale, cioè nel senso ti vuoi ricordare un gruppo, che ne so, degli anni 70. Mentre prima dovevi comprare per forza il disco o disco cassetto originale, mentre adesso è come se tu fai però poi nel tempo internet ha perso quella magia, è diventata ripetitiva. Poi ricordo che si usava, se uno comprava il disco per portarsi dietro si registrava l'audiocassetta, la musicassetta, e quella musicassetta se la portava dietro con il Walkman, quindi tu ascoltavi il disco anche on the road, quindi in un viaggio, non è che portavi il disco, portavi la cassetta. Come ho detto, ti ricordi quella cosa che ho detto all'inizio, che presi l'album degli Ultravox, lo registrai la sera stessa sulla cassetta e me la portai. Come avveniva negli anni 80, c'erano dei ragazzi che andavano sui pattini con il Walkman, come il tempo delle vie, la famosa locandina che c'era ragazzi con il Walkman e le cuffiette. Adesso sono ritornate le cuffie grandi, si è ritornato adesso un po' alle cose anni 80. Diciamo che internet è un'arma a doppio taglio, da un lato è una riscoperta, cioè un tuffo nell'inconscio collettivo, no? Perché tra l'altro programmi che tu non vedi più, prima c'era Notte Rock, Italia, vai su internet e lo riesci a trovare. C'era proprio dei programmi c'era Stereodrom, in radio c'era Planet Rock, c'erano dei programmi musicali in TV dedicati alla musica. Adesso ormai anche questo. Mr. Fantasy in televisione, Mr. Fantasy, L'Orecchio Occhio, ma ce n'erano di tutto di più. Disco Ring. Poi c'erano
Sì, ma poi il fatto bello che l'Orecchio Occhio veniva trasmesso il pomeriggio in orari serali, che era fisso, cioè perché tu poi vedevi, per non parlare poi di J Television, faceva programmi durante la notte, Video Music, Video Music all'inizio. Bene, quindi poi per chiudere abbiamo anche parlato un po' della musica oltreoceano, quindi esterofila se vogliamo dire, però abbiamo anche avuto delle belle realtà anche in Italia, quindi parlando tra realtà di musica punk, new wave, elettronica. Citiamo velocemente le band che hanno caratterizzato. Diciamo che per esempio a Bologna, si può dire che a Bologna inizia il discorso punk wave in Italia, insomma, perché all'epoca c'erano per esempio i Gaz Nevada, i primi Gaz Nevada che poi diventarono new wave e poi in un terzo momento dance addirittura. Molto spartano come disco. Quindi però un po' dalla grafica giapponese, un po' diciamo dei caratteri un po' presi un po' dalla grafica giapponese. Poi abbiamo avuto il punk, qualcosa di punk italiano c'è stato pure? Sì, diciamo che poi vabbè, a parte quel periodo in Abbat c'erano che poi diventavano i CCP, per esempio anche negli anni '80 si può dire che sono stati il gruppo fondamentale di quel periodo in Italia. Perché che poi da lì nacquero i CSI, poi abbiamo avuto gruppi anche credo nella zona di Torino, Alessandria, esatto, sono stati. I Lilidance, cioè era il boom della wave italiana in quel periodo. Però in Italia ci fu qual è la città poi che secondo me è stato proprio in quel periodo è stato proprio il rinascimento della musica wave italiana? Firenze, perché Firenze grazie anche a locali che c'erano, il Tenax, quel periodo che assorbiva tutte le tendenze wave dark inglesi, quindi praticamente stavano molte serate, una bella piscina e in quel periodo iniziarono a suonare dei gruppi che poi tra loro hanno anche collaborato. Il fatto bello di Firenze è che i gruppi che sentivano New Wave in quel periodo in Inghilterra, Joy Division, erano accomunati tutti dalla stessa voglia di emergere, cioè di farsi notare. Per portare in Italia qualcosa di Inghilterra, esatto, che mischiava sia sonorità mediterranee con diciamo sonorità prettamente fredde inglesi, New Wave, dark, diciamo del periodo inglese. E i gruppi si può dire storici a Firenze di questa si può dire di nascimento sono stati Litfiba e i Diaframma, che tra l'altro andavano a suonare nello stesso posto, tra l'altro a Via dei Bardi, e suonavano, provavano, facevano le prime incisioni. All'inizio era un discorso così un po' superficiale, amatoriale, però pian piano poi ha preso piede. Perché in Italia c'era ben poco di quel genere, sono stati in un periodo molto di fermento, quindi molto redditizio per loro per poter poi mettere le basi e dare belle storiche. Esatto. C'erano i Neon, i Panko, poi abbiamo avuto di Catania c'erano i De Novo, i Ragazzi, sì, perché poi l'Ira Record che in quel periodo di Alberto Pinelli con la moglie diciamo assemblò tutti questi nuovi gruppi e fece un album bellissimo, Catacol Issue, che metteva gli Underground Life, Litfiba, De Novo, Neon, Moda, i Moda di Chimenti. Cioè, Andrea Chimenti. Un periodo veramente. E c'è da dire questo. Voce indiscussa di Diaframma, diciamo, Federico Fiumani. No, la voce indiscussa è. Sì, diciamo c'era. La voce indiscussa di Diaframma era. Come chi era? Non ho capito la voce indiscussa di Diaframma. La voce indiscussa, prima c'era Nicolò Vannini, poi Nicola Vannini, esatto. Poi subentrò poi il cantante che fece Siberia. Che adesso mi sfugge che adesso si sfugge. Miro Sassolini. Miro Sassolini, che è la voce indiscussa della New Wave italiana, comunque è una voce stupenda. Una voce caratteristica. C'era Federico Fiumani. Poi dopo Federico Fiumani, infatti, lui portava anche il progetto fino ad oggi. Voleva essere lui il cantante, solamente che lui in un'intervista ha detto che lui non è mai stato un cantante, quindi
non lo è, però metteva sempre, diciamo, vocalist esterni, proprio perché lui suonava la chitarra, però non aveva questa propensione. Infatti ci fu questa fusione tra Diaframma e FIBA con il pezzo Amsterdam, c'erano queste fusioni tra le band, quindi abbiamo citato un po' di band toscane, che di band in Italia ce ne sono state tante. Devo dire che poi in quel periodo Foggia venne scelto, infatti Piero Perù l'ha sempre messo in evidenza questo fatto. Quando loro fecero il concerto alla Sala Pace e Bene qui a Foggia nell'85, 23-3-85, lui rimase sconvolto perché non si aspettava questo entusiasmo, perché lui, tra l'altro, i Elite FIBA all'inizio ebbero molto successi in Francia, ma in Italia non tanto. Certo. Quindi poi quando loro fecero quest'album, che in Francia aveva venduto parecchio, quando vennero a fare la tournée e toccarono Foggia, Piero Perù rimase sconvolto, c'era un bel fermento, porca miseria, ma non mi aspettavo. A fine concerto lui lo disse: amo Foggia, cioè Foggia. Sì, ma tutto la lama per le sue ragioni personali. Sì. Andarono al pozzo per fine concerto, quindi rimase impressionato proprio Perù con il FIBA di questo fermento foggiano, perché la Sala Pace Bene fu inondata da dark, dark, qualche accenno di qualche metallo c'era anche, New Waver, punk, erano tutti una famiglia che andavano al concerto di FIBA e che poi erano coetanei di FIBA, erano amici loro, molti studiavano. Non c'erano ancora i centri sociali, nacquero dopo, si creavano queste più o meno a inizio anni 90. E quindi poi si parla anche di Foggia, che comunque è stata c'è stato un ottimo Les Separatitos fu un album fondamentale perché mischiò sonorità italiche, cioè mediterranee, con sonorità più fredde, pioggia di luce per esempio, è molto esemplificativo. Poi con 17 Re poi fecero il massimo. Invece Re è reputato l'opera d'arte del FIBA. Ogni artista ha la sua opera d'arte, la sua opera per il FIBA e 17 Re. Come Diaframma per esempio, Siberia fu un album fondamentale. La loro opera d'arte. Perché presero dei Joy Division, poi Federico Fiumani li rielaborò. Ogni band ha la sua opera d'arte, come ogni artista. E quindi ci fanno segni. E niente, poi c'erano i punk che però erano un po' più sperimentali come sonorità, i Neon che erano dark elettronici. Certo, di band anche in Italia ne abbiamo avute. Parecchie, quel periodo ma poi ne uscirono parecchie perché tieni presente poi che ci sarebbe un'altra cosa a parte, perché poi nacque la neopsichedelia in Italia, cioè tante belle band, e poi arrivare alle band odierne, grazie a quelle band degli anni 80 italiani, parlando un po' e poi le vibrazioni, poi ci sono state i Marlene Kunz, gli Afterava, su Noise, insomma tutte queste band, i Negrita, i Timoria, tutte diciamo i Subsonica, figli della New Wave italiana, figli dei Diaframma e figli del FIBA. Negramaro, figli di Diaframma e del FIBA alla fine, sono avute band. Però quel periodo fu importante in Italia, anche se prendeva. Hanno fatto scuola perché non c'era nulla in Italia, loro hanno dato il via, hanno portato la musica anglosassone in Italia. Quindi la New Wave che era veramente estera come genere. C'era per esempio come New Wave elettronica un po' particolare, c'era i Varmar che erano lombardi. I Violettivo pure. I Violettive per esempio, che era un altro gruppo fondamentale. Esatto. Renzo Franchi alla batteria, la batteria non era Renzo Franchi, era che poi iniziò a suonare anche il FIBA, suonò nel FIBA negli anni del terremoto. Franco Caforio suonava la batteria nei Violettivo e poi tra l'altro tu hai avuto pure una parentesi, a casa stavi quasi diventando il cantante, la terza voce del FIBA ufficiale, questa è un'altra storia. È stata questa esperienza. Quindi tu hai anche approfondito un po' quel periodo. A casa di Chico Renzulli. Fui, grazie a Federico Fiumani e Diaframma, mi mise in contatto con con l'entourage, diciamo. Sì, mi sei in contatto proprio con il produttore del FIBA, Alberto Pirelli, che un bel pomeriggio mi chiamò a casa e mi disse: vuoi venire a Firenze? Io pensavo fosse uno scherzo. Mamma, che emozione! In realtà era proprio il produttore della band che io amo in assoluto. Bella emozione! E mi invitò a Firenze. Io qualche settimana dopo andai a Firenze e mi ritrovai a casa di Chico Renzulli, insomma il mio maestro musicale, oltre.
quindi fece questa prova a cantare dei brani inediti che poi non sono stati mai stampati. A casa di Chico nel suo studio, delle foto, insomma, è una cosa mia personale che non dico a tutti. Ti ricordi 2 anni fa quando andammo insieme per il concerto di Diaframma che vi fecero Siberia a San Giovanni Rodò? E c'era quell'episodio che mi avvicinai a Federico Fiumani, ho detto abbiamo la stessa età, ho detto sì, ho detto, ecco, mi ricordo, mi fece un bel complimento, però non li dimostri. Non dimostri mica, certo. Quindi è stata una mia esperienza personale che racconto pochissimo, però. Per me ero emozionato, credo, perché tu vivevi in quel periodo degli anni 80, i Diaframma erano uno dei gruppi poi adesso. Cioè adesso a vederlo poi di persona, insomma, anche se poi purtroppo si è un po' perso, insomma, vabbè, poi questo non voglio fare polemiche, insomma. Vabbè, comunque ognuno ha i suoi caratteri. Federico Fiano ha avuto sempre un carattere un po' strano, è un po' figlio del punk, rispetto a molti altri personaggi della musica italiana. Molto ha continuato infatti a essere coerente con la sua, solamente che c'è un carattere un po' schifo, è proprio fiorentino doc, anche se lui poi è di Ancona. Benissimo, insomma questa puntata volge quasi al termine, dando appuntamento alla prossima puntata di Live Room, sempre offerto da GMB Home Record di Francesco Veneziano, che tra l'altro per me è uno tra i più giovani interessanti qui della scena foggiana. Certo, che promette bene, infatti lo ringraziamo per questo piccolo spazio che ci ha dato per parlare, che vediamo se potrà fare altre puntate, parliamo anche della foggia, dell'evoluzione foggiana a livello musicale, stilistico. Ma non perché adesso lo voglio incensare, ma perché lui, cioè, si vede che è una persona che vuole conoscere, certo, ed è una cosa bella, insomma. Quindi diamo appuntamento alla prossima puntata di Live Room, ben presto saprete la data precisa, e adesso Nicola chiude con, non so, vuoi dire qualcosa di tuo per salutare gli amici e così sfumiamo. Io ho cercato in sintesi, anche se è un po' complicato, Antonio, perché purtroppo parlare di fenomeni servirebbe un po' più di tempo, però ho cercato in ogni caso di parlare un po', mi sono dimenticato di altri gruppi, per esempio potevano essere gli Stranglers, un altro gruppo importante. Vabbè, ma ne apriamo un modo, vediamo un po' se diventano la GMB Record ci dà l'opportunità di fare. Anzi, già che mi trovo. No, mi sa che dobbiamo salutare perché sono i tempi. Volevo mettere un brano eventualmente poi alla fine. Alla fine vediamo. Salutiamo tutti gli amici, tutti gli amici, grazie a tutti, diciamo così, chiamiamoli ascoltatori, e appuntamento alla prossima puntata di Live Room. Ciao Nicola, grazie a voi, grazie Nicola, ciao ragazzi, alla prossima. Gesuiti e Euclidei, vestiti come dei
keep waiting.